Abbiamo ok. Ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Ok, se mi abilitate a Un condividere lo attimo schermo. solo, arrivo. Ok. Ho preparato delle slide come richiesto, in maniera metà immagini, metà testo, di modo che anche chi non ha una visione sufficiente può comunque avere a che fare con del testo che può essere letto dalle applicazioni. Riprovo a condividere il testo. Ok. Sì, non so se si vede, si vede? Vedete me o vedete la presentazione? Lo chiede la persona sbagliata. Immagino. Io non vedo niente lo stesso, quindi non lo so. Ok. Ma scusi, ma le cose che può anche magari verbalizzarle, cioè tipo per chi vede, No, sicuramente verbalizzerò, magari ci dice cosa passa sullo schermo, perché io vedo solo dei quadratini minuscoli, ma non vedo che ci sono dei quadratini, ma non riesco a capire Provo a niente. far partire la E magari presentazione. sì. Comunque si vede la presentazione. Grazie, grazie. Per chi la vede. Esatto, perché è in grado di vederla. Questa è la slide, la prima slide. Perché c'è scritto nella prima slide? Possiamo andare avanti. Ecco qui, dunque, parliamo di danni della luce del sole, quindi introduciamo spiegando che cos'è la luce del sole. La luce del sole è fatta da radiazione che ha diverse lunghezze d'onda. Un po' come immaginare il mare che ha delle onde più grandi, più piccole, ci sono diverse lunghezze d'onda, alcune sono visibili e percepibili dall'occhio umano, altre invece non lo sono, ma non vuol dire ovviamente che non esistano, anzi alcune di queste sono anche in grado di danneggiare i tessuti in maniera anche molto più importante della luce visibile. In particolare queste onde hanno diverse dimensioni e minore la lunghezza d'onda, maggiore l'energia impacchettata in grado di danneggiare i tessuti biologici. In questa diapositiva c'è un'immagine che fa vedere per stessa unità di spazio diverse lunghezze d'onda, quelle più lunghe che stanno ce ne sono di meno nello stesso spazio, invece quelle più corte sono più concentrate e quindi possono danneggiare maggiormente. In particolare le lunghezze d'onda più lunghe, più corte della radiazione visibile sono gli ultravioletti, che sono divisi in A, B e C. Gli ultravioletti B hanno una maggiore energia e causano più danno, sono più intensi nell'estate, a mezzogiorno e alle latitudini più vicine all'equatore ad alta quota. Gli UVA invece sono meno ostacolati dalle condizioni atmosferiche e dai vetri delle finestre rispetto agli ultravioletti B e penetrano più in profondità nella pelle. Una cosa assolutamente da tenere presente è che la sabbia, la neve e l'acqua riflettono fino all'85% dei raggi solari, intensificandone l'esposizione. Qua in questa immagine è illustrata lo spettro della luce solare che arriva sulla Terra in una limpida giornata di sole estiva. In particolare le lunghezze d'onda del visibile sono quelle con i colori, poi quelle senza colori tutte nere sono dell'infrarosso. C'è anche qualcosina di ultravioletto perché la maggior parte per fortuna viene schermata dall'ozono al di sotto dei 300 nanometri di lunghezza d'onda. Come si forma il danno, come avviene il danno? Ci sono diversi tipi di danno, in realtà noi ci concentriamo nello specifico nel danno fotochimico, che è il danno in particolare degli ultravioletti. Un tipo di danno è quello come se fosse un proiettile sulle molecole, sugli atomi del DNA, arriva la particella con carica di una lunghezza d'onda, colpisce direttamente la molecola del DNA e questa viene danneggiata, però per fortuna i meccanismi di riparazione sono in grado di ripararli in maniera abbastanza efficiente. Ma collateralmente ci sono altri tipi di danni, cioè la formazione di radicali liberi nell'ambiente acquoso attorno alla molecola di DNA che vengono bombardati dalle radiazioni
che portano via gli elettroni alle molecole d'acqua, e queste qui, cariche e reattive, vanno a danneggiare in più punti il DNA. Essendo un danno maggiore, è più difficilmente riparabile da parte delle nostre cellule. E questo come si riflette sull'occhio? Allora, in questa immagine c'è un diagramma schematico dell'occhio che spiega più o meno come è fatto. A grandi linee, prendetemi con le pinze, ma è giusto per spiegare a livello divulgativo, l'occhio è come fosse una macchina fotografica. Ha un obiettivo con delle lenti davanti, che sono la cornea e il cristallino, e un rullino dietro che è la retina. Le varie strutture dell'occhio bloccano man mano alcune delle radiazioni, della parte delle radiazioni solari. Quindi vediamo che l'ozono blocca gli UVC, gli ultravioletti B, gli ultravioletti A, man mano che entrano nell'occhio vengono progressivamente bloccati, i B si fermano al cristallino e gli A arrivano però in parte anche fino alla retina. Ovviamente la luce visibile arriva fino alla retina perché la retina deve essere in grado di discriminarla. E come si riflette questo da un punto di vista patologico? Da un punto di vista della cute oculare e perioculare, per esempio le palpebre, una sovraesposizione al sole, soprattutto di tipo intermittente fin dall'infanzia, porta ad un aumento del rischio del carcinoma basocellulare, che è un tumore maligno. Un altro tumore maligno è il carcinoma squamocellulare, che è visto essere associato a un'esposizione solare continua, come per esempio chi adora particolarmente i bagni solari e le abbronzature, oppure i professionisti che lavorano tutto il giorno sotto il sole. Un altro tipo di patologia legata all'esposizione solare è l'opterigio, che è un'iperplasia della congiuntiva bulbare, cioè la congiuntiva è quel foglietto traslucido che riveste la parte bianca dell'occhio e che di norma rimane sovrapposto alla parte bianca, non invade la cornea, la parte trasparente. E se stimolato e danneggiato dal sole si può avere una proliferazione sì benigna, però non controllata come dovrebbe essere, delle cellule della congiuntiva che si estendono e invadono la cornea, quindi la parte trasparente. Anche qui si è vista una maggiore incidenza nelle latitudini equatoriali. A volte compromette la visione, come nel caso illustrato nell'immagine, ma anche quando non compromette la visione dà del discomfort oculare e può non essere accettato esteticamente e richiedere l'asportazione chirurgica. Nota bene, essendo tessuto proliferante, anche dopo l'asportazione chirurgica, se rimane anche soltanto una sola cellula, questa può ridare vita a una recidiva di pterigio. E purtroppo è una cosa che accade anche alle nostre latitudini. Proprio ieri un ragazzo che è venuto da me e era esposto al sole per tutta quanta quest'estate ha incominciato a manifestare un inizio di pterigio. Andando avanti, un'altra patologia che ha sia a che fare con la luce solare, ma oltre a quella influiscono anche altri fattori, è la pinguecola, che è una degenerazione sempre della congiuntiva bulbare, giallognola, che come l'opterigio e la cheratosi attinica può predisporre a lesioni più gravi, perché una proliferazione incontrollata di cellule può dare vita a nuove mutazioni. Andando avanti su altre patologie collegate sempre al sole è la keratopatia climatica a gocce o degenerazione sferoidale, che è una patologia della cornea riscontrata in persone cronicamente esposte al vento, bassa umidità ed alte dosi di radiazioni ultraviolette, come per esempio i pescatori dei tropici. Fra l'altro in un 30% dei casi si associa una depigmentazione dell'iride inferiore, che è la parte più esposta al sole, a riprova del fatto che un'associazione con la radiazione solare, con l'esposizione alla radiazione solare, è uno degli agenti causanti. Sempre parlando di superficie oculare, ci sono vari gradi di lesioni precancerose e cancerose della cornea e della congiuntiva, che sono più frequenti a latitudini prossime all'equatore, o anche in Australia, dove c'è appunto lo strato di ozono più ridotto, in Uganda, in Africa subsahariana, e meno per fortuna dalle nostre parti, in Europa e Nord America. Però la carnagione chiara, l'iride chiara, la propensione alle ustioni solari e l'esposizione solare nell'infanzia contribuiscono alla formazione di queste lesioni.
Un altro tipo di danno che può fare la radiazione solare, e non solo, le radiazioni ultraviolette in genere, è la fotocheratite, che è una sofferenza corneale congiuntivale dolorosa causata dall'esposizione acuta ai raggi ultravioletti B e ultravioletti C. Per fortuna, come abbiamo già detto, gli ultravioletti B e gli ultravioletti C sono filtrati in massima parte dall'ozono, ma ci sono condizioni particolari in cui ci si può esporre a questo tipo di patologie, ad esempio in spiaggia, sulla neve, ma anche da un punto di vista professionale, i saldatori, le lampade a raggi ultravioletti, come ci sono quelle per esempio disinfettare gli ambienti, sanificare, adesso va molto anche, sono diventate famose grazie anche al Covid, ecco. Compare dopo 6 ore questa patologia, questo fastidio, questo dolore, e si risolve fra le 8 e 12 ore, ma nei casi più gravi può causare un calo della vista per un danneggiamento permanente della cornea. Altri studi, andando avanti, andando più in profondità nell'occhio, la seconda lente che abbiamo all'interno dell'occhio è il cristallino. Un'opacizzazione del cristallino è la cataratta, ed è stato riscontrato da diversi studi epidemiologici che l'esposizione al sole è correlata allo sviluppo di cataratta. Il Polar Study Group ha evidenziato inoltre un ruolo protettivo dell'uso degli occhiali da sole in caso di cataratta. Andando ancora più in profondità, passiamo a quello che avevamo definito il rullino, cioè la retina, la tappezzeria interna dell'occhio. Un particolare tipo di maculopatia da esposizione al sole è la maculopatia fotica, ed è stata riscontrata in pazienti che osservano direttamente il sole, tipicamente durante le eclissi solari, oppure che hanno avuto un'eccessiva esposizione ad esso. E purtroppo anche dispositivi moderni come per esempio i laser cosiddetti giocattolo oppure i saldatori sono cose che causano una degenerazione della retina permanente. La retina è tessuto nervoso, è un tessuto che una volta danneggiato non torna più a riformarsi, per cui il danno è un danno di tipo permanente. E nell'immagine qui che ho illustrato nella metà sinistra abbiamo proprio la forma della lesione biancastra sulla retina che ricalca il profilo del sole con l'eclissi. E nella parte in basso invece vediamo un OCT, cioè una tomografia a coerenza ottica, che fa vedere di taglio la parte della retina in cui proprio lo strato dei fotorecettori che servono per trasformare la luce in impulso elettrico, irreversibilmente danneggiato, quello lì non torna più indietro, e dove c'è il danneggiamento purtroppo rimane una macchia nera permanente e fissa. Per intenderci, non c'è occhiale che possa migliorare questo tipo di patologia. Andando avanti, va citato sicuramente un altro tipo di patologia della retina, la maculopatia senile. Maculopatia è un termine generico che vuol dire problema della macula. La macula è la porzione della retina che ci consente di vedere nel dettaglio. Quando noi abbiamo una macula che funziona e osserviamo dritto per dritto una persona negli occhi, stiamo usando la macula, oppure quando leggiamo stiamo usando la regione maculare per leggere. La maculopatia senile è una patologia che purtroppo sempre di più riguarda la nostra popolazione, sia per un miglioramento della diagnosi sia per un aumento dell'età della popolazione. Non è chiaramente associata all'esposizione solare, ed è facile capirlo perché la maggior parte delle radiazioni dannose, prima di arrivare alla retina, viene assorbita per la maggior parte, per fortuna. Tuttavia si ritiene che la principale causa sia lo stress ossidativo, quindi la formazione di quei famosi radicali liberi di cui parlavamo prima, legato all'elevata concentrazione di ossigeno e all'intensa esposizione ai raggi solari. Elevata concentrazione di ossigeno perché appunto la macula è un tessuto ad elevato metabolismo, perché lavora tanto, lavora dalla mattina alla sera e lavora anche ad alti livelli, per cui consuma una grande quantità di ossigeno. E ovviamente è sempre esposta ai raggi solari. In particolare, lasciatemi fare una piccola digressione sulle maculopatie in genere. Adesso sto proiettando una diapositiva che mostra sulla sinistra un reticolato che si chiama reticolo di Amsler, con un puntino nero al centro.
ci sono delle linee verticali e orizzontali che formano dei quadrettini perfettamente regolari. Questo è un semplicissimo test per valutare eventuali problemi alla macula. Come si fa? Ci sono anche le istruzioni per l'uso. Ci si mette gli occhiali per vicino, se si usano occhiali per vicino, si copre un occhio e si guarda il puntino al centro della griglia con l'occhio scoperto. E si cerca di vedere se le linee appaiono rette oppure se una qualsiasi zona appare distorta o sfocata scura. La stessa operazione si ripete con l'altro occhio. Se le zone della griglia appaiono ondulate o sfocate, conviene rivolgersi all'oculista anche abbastanza rapidamente, perché ci sono alcuni tipi di maculopatie che si possono arrestare, purtroppo non risolvere, ma arrestare, se beccate in tempo. Se invece si lascia formare il danno, come per esempio la maculopatia senile essudativa o umida, se invece si lascia che il danno vada avanti, come già detto, il tessuto retinico è tessuto nervoso, per cui una volta danneggiato è danneggiato per sempre, purtroppo non ritorna indietro. Al momento non siamo in grado di riportarlo indietro. Andando avanti, un'altra patologia che può correlare con l'esposizione a raggi ultravioletti, insomma la luce del sole, è il melanoma oveale. Il melanoma, come quello cutaneo, può venire dentro l'occhio. Anche in questo caso la correlazione con l'esposizione alla luce solare non è così forte come per le patologie della superficie anteriore, sempre per lo stesso motivo, perché l'occhio, man mano che si va più in profondità, riesce ad assorbire la maggior parte delle radiazioni. Però sicuramente c'è una correlazione, un'associazione con l'esposizione al sole. Dopo questa appunto galleria degli orrori, terrorismo necessario, passiamo alla fase 2, come proteggersi da queste radiazioni solari. Intanto bisogna ridurre al minimo l'esposizione al sole, in particolare nelle ore di punta, dalle ore 10 alle ore 16 per esempio, con particolare attenzione a bambini e anziani. Voglio stressare questo concetto, i bambini è passato il messaggio che la pelle dei bambini è delicata e va usata la crema solare, deve passare il messaggio che purtroppo ancora non è così forte e radicato, che i bambini vanno protetti con dei filtri adeguati, esattamente come la pelle va protetta con le creme solari, con le buone creme solari. In particolare anche gli anziani, ovviamente, perché hanno ridotti sistemi di compenso dei radicali liberi. E magari già hanno un inizio di patologia in atto che può essere peggiorata con l'esposizione alla radiazione solare. Se esposti al sole, utilizzare occhiali da sole con una montatura ben aderente alla radice del naso e ampi al di sopra del sopracciglio, capelli con visiera e ripararsi all'ombra. In particolare gli occhiali da sole devono essere adeguati, non devono essere occhiali da sole con filtri troppo deboli, perché quello è ancora peggio. L'occhiale da sole col filtro debole e l'esposizione al sole crea la falsa illusione di proteggersi a sufficienza dalla radiazione solare, quando invece questo non è. Inoltre gli occhiali vanno indossati anche all'ombra per evitare i raggi solari riflessi, in particolare da sabbia, neve e acqua, come abbiamo visto prima, e anche con il cielo nuvoloso, perché non scherma la totalità dei raggi ultravioletti. Scusi, dottor Renna, sì. Cosa intende per filtro debole o filtro forte? I filtri degli occhiali da sole sono degli schermi che assorbono determinate lunghezze d'onda. Comunque poi sui filtri ne parleremo anche dopo. Banalmente il colore dell'occhiale da sole può rivelare la presenza di un filtro che impedisce l'arrivo all'occhio di determinate lunghezze d'onda. Cioè, se noi vediamo attraverso un occhiale da sole la luce di un determinato colore, è perché gli altri colori vengono filtrati dall'occhiale da sole. Per cui, come abbiamo detto, ci sono radiazioni, frequenze, parti di queste radiazioni che sono più pericolose e più energetiche, e in alcuni casi sarebbe più appropriato utilizzare i filtri che schermino queste particolari lunghezze d'onda prima che arrivino all'occhio, ma dopo ne parleremo in un altro paio di diapositive. In particolare, gli occhiali da sole vanno acquistati da ottici competenti che rispettino gli standard di protezione
ci sono degli standard di protezione e si adattino all'utilizzo in base al tipo di utilizzo, cioè se io devo andare a fare sci o in montagna utilizzerò un determinato tipo di occhiali da sole che sarà diverso da quello che utilizzo per andare al mare o a far ciclismo oppure a guidare. E poi il colore del filtro va scelto in base anche alle preferenze soggettive. Di solito è marrone per i miopi e grigio-verde per gli ipermetropi, però in realtà va provato in diverse condizioni di illuminazione. Dunque, adeguiamo l'occhiale al fototipo, cioè al tipo di carnagione, al tipo di colore degli occhi. Abbiamo visto che le carnagioni più chiare e gli occhi più chiari sono più sensibili e più facilmente danneggiabili. E all'adattamento alla luce individuale. Se andiamo in montagna ci vorrà un filtro al 100% degli ultravioletti, al 90% della luce blu, che anche questa è molto energetica e rimbalza sulla neve. Se andiamo al mare utilizzeremo delle lenti polarizzate che ci schermano parte dei riflessi. Se andiamo alla guida o in strada, essendoci anche le gallerie o la guida al crepuscolo, eccetera, non dovremo usare un filtro troppo scuro. Come riconosciamo un occhiale a norma? Come facciamo a capire se chi ci sta vendendo l'occhiale ci sta vendendo un occhiale adeguato? Tanto sull'occhiale deve essere riportato il marchio CE, che è obbligatorio, e riferimento alla norma UNI-EN ISO 12312/1. Il nome del fabbricante o del fornitore e l'identificazione del modello, il tipo di filtro, che sia fotocromatico o polarizzante, ad esempio, il numero della categoria del filtro montato. Adesso nella prossima slide vi faccio vedere quali sono le categorie previste dalla normativa UNI-EN ISO che abbiamo citato prima, con l'eventuale logo per il divieto di impiego durante la guida ove è previsto, perché filtri tanto forti che si possono utilizzare sulla neve in determinate condizioni non sono idonei alla guida perché appunto sono troppo forti. Eventuali limitazioni di impiego, ovvero sia con gli occhiali da sole, neanche col più forte occhiale da sole non si guarda direttamente la luce solare, oppure non ci si espone a sorgenti di luce artificiale come per esempio la saldatura oppure i raggi ultravioletti di un lettino solare, faccio per dire. E poi nelle varie istruzioni ci devono essere istruzioni per la cura, la manutenzione e la pulizia dell'occhiale. In questa diapositiva ho elencato le varie categorie di filtri, dalla 0, che sono occhiali da sole con tinta leggera, alla 4, previste dalla normativa UNI-EN ISO di prima. La categoria 4 appunto sono occhiali da sole molto scuri per impieghi speciali e hanno una forte riduzione della luce solare, hanno una protezione molto elevata e sono adatti al mare, alla neve, alla montagna, anche al deserto. E in mezzo 1, 2 3 sono varie gradazioni intermedie. Ad esempio, se io vado in spiaggia con un filtro di categoria 0, non sono protetto adeguatamente, specialmente se mi piace stare sul lettino, sulla sdraio tutto il tempo. Oppure io non posso usare un occhiale 4 che andrà benissimo per la spiaggia per andare alla guida, come già detto. E l'ultima slide sui filtri, in particolare, ricorda e specifica che la percezione visiva e non è un fenomeno complesso che presenta un'elevata variabilità individuale. Sulla sinistra ho messo 2 immagini che sono stati dei tormentoni sui social recentemente, negli ultimi anni, c'è un vestito nell'immagine in alto a sinistra e una scarpa nell'immagine in basso a sinistra con dei lacci che hanno dei colori che ad alcune persone sembrano alcuni colori, ad altre persone possono sembrare degli altri colori, ma la stessa immagine. Questo per evidenziare e stressare il concetto che ciascuno di noi ha una percezione diversa del colore e quindi anche il tipo di filtro, magari un filtro che va bene per me non è detto che vada bene per un'altra persona. E quindi i filtri, quando si vanno a scegliere gli occhiali, vanno provati in diversi tipi di situazioni per scegliere correttamente il più appropriato a seconda anche dell'attività che devo svolgere. E con questo direi che ho concluso, ho messo tutta una serie di riferimenti bibliografici
che ho consultato per preparare questa presentazione, in primis un link al comitato Macula e poi tutti quanti gli articoli che ho usato per preparare la presentazione. E vi ringrazio, spero di essere stato esaustivo ed esauriente. Allora, io la ringrazio e confesso che sono stato colpito dalla galleria degli orrori, se posso dire, nel senso che... Purtroppo, infatti avevo un po' paura che urtasse la sensibilità di parecchi, però sono cose che succedono e che è bene non ignorare per porre l'attenzione su questi temi. No, ma su questo, guardi, sfonda una porta aperta. Noi siamo l'Unione Cechi, il nostro scopo, come dicevano spesso i precedenti presidenti, è quello di estinguerci come associazione. Per cui la Galleria degli Orrori ben venga se deve servire a fare aumentare la consapevolezza. La cosa che credo sia importante sottolineare è che anche chi come me, per esempio, ormai è oltre ogni possibile come dire, soccorso o cura, perché io ho una amorosi congenita di Leber, quindi diciamo che io non ho bisogno di particolari occhiali, però Non poniamo limiti alla scienza. Nel no, per 2021 carità. purtroppo sì, però non si sa mai. Noi Beh, una confidiamo nella terapia scienza. genica in realtà è stata sperimentata con buoni successi, insomma, qualcosina prima o poi verrà fuori, se non per me, per qualcun altro. Ma quello che mi è parso evidente è che anche per un occhio che non vede, in realtà la protezione è importante, non fosse altro che per evitare Sicuramente. alcune delle meraviglie dolorose che ci aveva sottolineato. Io sono esperto in cheratiti Mm-mm. perché avendo avuto un keratocono, poi ho dovuto poi procedere con la cheratoplastica, quindi il trapianto di cornea, ma prima di arrivare al trapianto di cornea c'è stata tutta una via crucis di cheratiti, ulcerazioni e Dio solo sa che altro, e posso garantirvi che se non l'avete provate, meglio non provarle, perché No, è veramente è un dolore veramente ancora di più del mal di denti, è proprio un dolore trigeminale degli occhi, è pazzesco. è inestinguibile. Quando supera un certo limite è veramente un dolore inestinguibile. Non c'è antidolorifico che tenga, non c'è... Per cui proteggetevi, proteggetevi, proteggetevi e anche se vi sembra superfluo perché non vedete oppure pensate di vedere troppo male perché vi serva, l'occhiale da sole, la protezione è fondamentale perché altrimenti veramente poi il dolore è tanto. Se poi vedete, se avete voglia di continuare a vedere e a vedere bene, il consiglio del dottor Rena è ancora più prezioso. Io direi che se ci sono domande apriamo, altrimenti io ringrazio tutti e ci possiamo sentire. Io volevo fare una domanda sui filtri, se posso. Sì. Io volevo chiedere, ma le lenti antifototossiche e anche quelle chiare servono, per esempio, per stare in spiaggia? Possono bastare quelle chiare se sono antifototossiche o anche se sono antifototossiche devono essere comunque scure e polarizzate per il sole della spiaggia? Allora, dipende. L'importante è che appartenga alla categoria 4 secondo la normativa. Poi, a prescindere dal colore, eccetera, se appartiene alla categoria 4 è sicuramente una lente adeguata per andare in spiaggia. Comunque, in ogni caso, questa è una materia in cui un ottico esperto vi può aiutare con tutta una serie di cataloghi. Una domanda ce l'ho io, se posso. O c'era ancora Anna che voleva dire qualcosa? No, volevo dire, cioè, boh, vabbè, non lo so, queste antifototossiche a che categoria appartengono? Allora, Perché antifototossiche è un nome generico, vuol dire tutto, non vuol dire niente, un po' anche appartiene anche a un concetto di marketing antifototossico.
chiaro che un buon filtro antifototossico è un filtro che appartiene come già detto, alla categoria 4 e quindi che scherma la maggior parte, cioè tutti gli ultravioletti e anche una porzione della radiazione della cosiddetta luce blu, cosiddetto blue control. Ah, vabbè, grazie. Ecco, una domanda ce l'ho io. Parla quello che avrebbe teoricamente la prescrizione di Collieri che non mette mai. Siete in tanti purtroppo. Sì, ma è che non ho mai capito se servono davvero. Sì, lo Sentiamo, so che dipende. servono, non me lo deve dire. Se Però, sono prescritti in teoria servirebbero, poi no, appunto... ha ragione, ma io sono, cioè, quando uno non vede tende proprio a dimenticare di averceli gli occhi, finché non ti fanno male non te ne accorgi. Poi è tardi. Quando Comunque, fanno male siamo già oltre però. lo so. La domanda è, nelle giornate di caldo e sole, al di là della protezione mh, contro la luce e le radiazioni a più alto contenuto energetico, quindi UVA, UVB, UVC e Certo. quant'altro, colliri emolienti, qualcosa che serva per Sì. tenere in equilibrio il film lacrimale, ha una sua utilità? Serve qualcosa o è solo marketing? Sicuramente sì, i lubrificanti sono molto importanti, il film lacrimale, la superficie oculare è un'unità molto complessa e in equilibrio e appena si interrompe un qualunque componente di questo equilibrio, poi a cascata si scompensano anche tutti gli altri. Bisogna prevenire un'accentuata evaporazione del film lacrimale e quindi evitare, oltre al sole, anche tutte quante quelle condizioni che favoriscano l'elevata evaporazione del film lacrimale, come può essere ad esempio una deumidificazione, un'aria condizionata, per esempio in macchina con l'aria condizionata sparata dritta negli occhi, magari cercare di evitare questo. Oppure anche un eccessivo utilizzo di dispositivi elettronici o attività che comunque causino una grande concentrazione. Una grande concentrazione porta a una riduzione degli ammiccamenti e quindi del ripristino di questo film lacrimale, no? Del battito delle palpebre. E quindi utilizzare dei sostituti lacrimali al di là poi di quello che è patologico, come magari una ridotta produzione del film lacrimale in condizioni come ad esempio la menopausa o alcune patologie autoimmuni come l'artrite reumatoide o altri tipi di patologie autoimmuni che si associano a anche una ridotta produzione basale del film lacrimale. Però anche per chi in teoria ha un equilibrio abbastanza buono, se si espone a determinate attività che favoriscono l'evaporazione del film lacrimale, questo può causare un danno che poi entra in un circolo vizioso e diventare permanente, per cui il lubrificante si inserisce in questa fase qui per proteggere e mantenere un film lacrimale più a lungo. Quindi curare l'idratazione, curare la lubrificazione oculare, curare la protezione meccanica dal vento, sabbia e altri agenti rosini, esattamente. e buoni occhiali e tutto questo per conservare una buona vista. Idratazione vuol dire anche idratazione per bocca, bere acqua. Sì, quello intendevo io, cioè proprio Okay. l'idratazione, quella to cure. Certo. I classici X litri d'acqua al giorno. E ci sono altre domande, altrimenti io saluto. Posso chiedere un'ultima cosa e poi basta? Non sei sempre qui. Prego. Allora, praticamente io dall'occhio, che praticamente sono almeno, saranno 15 anni, 10 anni, non lo so, che ho perso completamente l'occhio destro, l'unica cosa che vedo è luce e buio. E allora molte volte penso per stimolare la retina, non farla atrofizzare completamente, io mi chiudo l'occhio sinistro, mi metto a fissare il sole con l'occhio destro. Allora non è una grande idea. No, che non è una grande idea, perché io non so quale sia la patologia per cui quell'occhio ci vede luce e buio, però se già No, ho una retinite pigmentosa con cataratta totale. Ok. Allora, diciamo che in questo caso la cataratta totale aumenta il filtro alle radiazioni solari, però la retinite pigmentosa ha danneggiato i fotorecettori e poi a valle anche il resto delle cellule nervose che non ricevono più lo stimolo correttamente. Per cui già se c'è una situazione precaria, dargli la mazzata, il colpo di grazia
fornendo delle radiazioni che sono tossiche e danneggiano ulteriormente dei fotorecettori già danneggiati, non è una grandissima idea, ecco. Grazie, ho imparato una cosa utile. Grazie, dottore. Prego. Non ti sento, Massimo? Adesso dovrebbe sentirmi, Adesso spero. sì. Se non ci sono altre osservazioni, io vi ringrazio. Ringrazio il dottor Renna, ringrazio l'EIAPB che ci ha dato questa possibilità. Grazie a voi. Il video lo troverete sulla pagina Facebook della sezione e su YouTube caricato nelle prossime ore. Grazie a tutti e buona serata e buonanotte. Ciao, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti. Non ha lasciato la riunione avviso. Esci da riunione pulsante.